Inaugurata la sede agrigentina della DC al villaggio Mosè in viale Leonardo Sciascia, presenti Cuffaro e Pace. Amministrative Partinico, eletto il suo nuovo sindaco. A Lucciardone di Palermo la bunker intitolata a Falcone e Borsellino, l'istituto scolastico di Erna di Palma di Montechiaro, la gemma dell'albero di Falcone. Favara è stata una delle 1800 piazze d'Italia che ha ospitato l'iniziativa dei cioccolatini per la ricerca. Calcio eccellenza, l'Acragas pareggia, Serie D, Licata vince, Basket a 2 la Fortitudo perde con onore. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Inaugurata la sede agrigentina della Democrazia Cristiana al taglio del nastro al villaggio Mosè in viale Leonardo Sciascia 162, presente il commissario regionale Totò Cuffaro e il capogruppo all'Assemblea regionale Carmelo Pace, il nostro direttore Arturo Cantella. Presidente, buongiorno. Oggi ad Agrigento per inaugurare la sede della Democrazia Cristiana, un segnale forte di presenza e di crescita. Oggi ad Agrigento per rincontrare i democratici cristiani, come vedete ce ne sono tanti, e sono i democratici cristiani che hanno rivoluto la democrazia cristiana, sopita forse nel sentimento di molti ma mai scomparsa. Abbiamo soltanto dovuto riaprire il file, si direbbe oggi in termini elettronici, ma noi vogliamo dire abbiamo soltanto dovuto risvegliare i sentimenti e quelli veri, quelli che ci appartengono culturalmente, quei sentimenti che stanno nei nostri valori non hanno avuto nessun dubbio a riemergere e a tornare protagonisti. Questo è un giorno in cui la Democrazia Cristiana d'Agrigento torna nelle piazze, perché questa è una piazza, ma torna soprattutto nell'amministrazione regionale, nelle autonomie locali, ma torna una scelta di difendere intanto i bisogni e le aspettative della gente, ma soprattutto di difendere i valori che ci appartengono, ed è proprio per questo che oggi mi spinge molto e mi solletica molto prendere la delega dell'assessorato alla famiglia, perché questo non è un partito che non deve dare segnali e prendere la delega alla famiglia vuol dire che le cose che abbiamo detto le stiamo cominciando a mantenere. Quando ha iniziato il suo progetto politico pensava di avere questo largo consenso con questa rappresentanza di 5 parlamentari regionali, ma una presenza anche capillare nei vari consigli comunali? Ma io avevo intuito che c'era nel cuore delle persone questo sentimento di tornare a un voto ideale, perché il voto alla Democrazia Cristiana è tornare a un voto ideale, a quel voto importante che i nostri genitori ci avevano tramandato nella storia e soprattutto nella cultura. Sapevo che era un'impresa difficile, non è stato facile ritessere la tela di una storia, di una cultura, di tanti interessi legittimi che andavano rispettati, ma ero fiducioso perché sapevo che la Democrazia Cristiana è stato un partito di ideali. E in Sicilia gli ideali vengono prima che i business, prima che gli interessi, prima che tante altre cose, e questa è la dimostrazione. Noi abbiamo avuto ad Agrigento un risultato che è innanzitutto un risultato ideale, di tanti giovani come lui che si sono candidati, che si sono spesi, che hanno fatto battaglie straordinariamente importanti a mani nude, nel senso che non abbiamo avuto potere, non abbiamo gestito nulla, nessuno ci può dire che il nostro è stato un voto di scambio, di prebende, perché non avevo nulla da scambiare né tantomeno prebende da promettere. È stato un voto che ha conquistato il cuore e soprattutto le idee delle persone, per questo siamo contenti oggi. E devo dire che se non si fosse votato in unica votazione assieme alle nazionali, il nostro risultato sarebbe stato almeno il doppio. Questo è un risultato purtroppo condizionato dal voto di trascinamento che hanno avuto i partiti nazionali. Sarà una pressione nazionale della DC, della nuova DC, Presidente? Il mio compito di tessere la tela in Sicilia è finito con questa elezione regionale, nel senso che oggi ad Agrigento, domani a Palermo, lo stiamo facendo dappertutto, a Ragusa, a Messina, a Trapani. La classe dirigente comincerà a camminare con le proprie gambe a testa per fare quello che è giusto fare, per fare ulteriormente radicare nei territori e far crescere la Democrazia Cristiana. Noi apriremo le sezioni in ogni comune perché è giusto che sia così. La segreteria provinciale all'inizio
di questa tela che stiamo ricominciando, ma a partire dall'anno nuovo dedicherò i miei sforzi, ho già cominciato a tessere un po' di rapporti in Lombardia, nel Veneto, in Friuli Venezia Giulia, in Piemonte, perché questo partito torni ad essere un partito nazionale. Allora, oggi si inaugura questa sede ad Agrigento, segno di un radicamento profondo, ma anche di un risultato di un lavoro che lei quotidianamente sta facendo di adesioni in tutta la provincia, quindi un lavoro, un impegno politico fuori dal normale, oserei dire. No, non io. Le adesioni la fanno i consiglieri comunali, i commissari cittadini e la fanno la Democrazia Cristiana. Semmai il grande lavoro del presidente Cuffaro in provincia d'Agrigento vede i primi frutti. Avere una sede fisica della Democrazia Cristiana mi emoziona. Per chi come me è democratico cristiano da una vita, dopo 30 anni ritornare ad avere un luogo fisico con quella scritta, con quella bandiera mi emoziona. Io mi auguro che i vari commissari cittadini, visto che me ne stanno ascoltando parecchi qua accanto a me, nominati dal Presidente Cuffaro, anche nelle singole realtà possono aprire la cosiddetta putia all'antica con il simbolo della Democrazia Cristiana, perché è un luogo fisico dove potersi incontrare e dove soprattutto poter ascoltare i cittadini è qualcosa che si addice ai nostri valori. Oggi purtroppo i partiti, i movimenti utilizzano, ed è giusto che lo facciano, il web, Facebook, i blog. Noi democratici cristiani vogliamo farlo, ma vogliamo contraddistinguerci parlando direttamente con le persone. Ecco perché solo dopo pochi giorni dal nostro insediamento abbiamo voluto fortemente aprire proprio un luogo fisico dove i democratici cristiani della provincia di Agrigento possono incontrarsi. Stiamo aprendo il tesseramento, quindi da qui a poco si andrà all'elezione e non più al commissariamento delle varie singole realtà, passando da quelle provinciali e poi dal congresso regionale. Il progetto di Cuffaro è molto più ambizioso, sicuramente il Presidente l'avrà detto prima di me, è stato un progetto riuscitissimo grazie a lui in Sicilia. Ora noi siciliani dobbiamo fare il partito perché il progetto di Cuffaro vuole varcare i confini della Sicilia e portare il nostro simbolo all'interno di Palazzo Madama e Palazzo Montecitorio. Se conosco bene Toto Cuffaro, anche questo sogno si verificherà. Leo Pellegrino presente a questa inaugurazione della Democrazia Cristiana, ecco, una Democrazia Cristiana che aggiunge 5 parlamentari alla regione, ecco il suo punto di vista, il suo commento. Felicissimo, contentissimo, perché dopo anni di guerre, di lotte, di ricorsi giudiziari, grazie a Toto Cuffaro abbiamo costituito la Democrazia Cristiana. Ora, con 5 deputati regionali, è possibile dare una svolta alla Sicilia, perché la Sicilia è stata una terra abbandonata, stavamo bene quando c'era la Prima Repubblica, c'era la Democrazia Cristiana, sia in Sicilia sia a Roma. Speriamo oggi che partendo dalla Sicilia, perché Goethe ha detto che in Sicilia c'è l'origine di tutte le cose, non si può avere un'immagine dell'Italia se non si conosce la Sicilia. La Democrazia Cristiana riparte dalla Sicilia. Il primo centro-sinistra è stato fatto in Sicilia e poi è stato trasferito a Roma. Io mi auguro, grazie a Toto Cuffaro, grazie ai 5 deputati e spero ancora che si possano aggiungere altre forze politiche che sono diverse ma che hanno tutte una provenienza democratica cristiana, di ritornare nella Democrazia Cristiana. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la chiusura delle celebrazioni del trentennale delle stragi del 92 è stata scoperta la targa che in titolo all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Vediamo. Una giornata importante, rimangono e rimarranno nella memoria di tutti i siciliani onesti, 2 grandi personaggi protagonisti della lotta alla mafia. È giusto da parte nostra non solo dimenticarli, ma anche adottare e continuare ad adottare tutti quei provvedimenti che diano mezzi alle forze inquirenti per contrastare la mafia, aggredendola nei patrimoni. Lo abbiamo fatto in passato rafforzando la norma sui sequestri, stabilizzando il 41 bis quando ero in politica attiva a livello nazionale. Attueremo delle forme di controllo molto stringenti sui flussi del PNRR. Mi ero impegnato in campagna elettorale e costituirò un nucleo ristrettissimo e qualificato che controlli quanto più possibile l'anomalia di eventuali flussi, perché la mafia guarda a questi momenti.
Oggi è una giornata comunque importante per tutti i siciliani onesti, ma credo che per l'intera comunità internazionale omaggiare queste due figure che ho avuto l'onore di conoscere personalmente. La legalità mette nuove radici all'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro, che ha ricevuto in dono la gemma dell'albero di Falcone. Vediamo. L'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro, diretto da Annalia Todaro, è una delle scuole italiane scelte per formare il grande bosco diffuso della legalità. Ha ricevuto e piantato una gemma del ficus che cresce a Palermo davanti all'abitazione di Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morbillo, simbolo di resistenza civile contro la mafia. Si tratta di un progetto nazionale dal nome Un albero per il futuro, voluto fortemente dalla Fondazione Falcone e dall'Arma dei Carabinieri. Prevede la donazione e la messa a dimora di circa 50.000 piantine nate dal ficus, che cresce a pochi metri dal palazzo dove abitava il magistrato assassinato nella strage di Capaci. L'obiettivo è che diventino presidi di legalità per tanti territori, strumento di trasmissione di memoria e impulso per la creazione di una società più giusta che rigetti i disvalori delle mafie. Presenti alla cerimonia di piantumazione, oltre agli studenti, le autorità civili, militari e religiose. Le piccole piantine donate alle scuole italiane hanno lo scopo di formare il grande bosco diffuso. Un'apposita piattaforma web monitorerà la crescita e lo stoccaggio della CO2. Grande emozione oggi per l'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro, perché l'Arma dei Carabinieri, il reparto biodiversità di Reggio Calabria, ci ha consegnato una piantina dell'albero di Falcone. La cerimonia di piantumazione è stata realizzata prima presso il plesso centrale e poi abbiamo ripetuto un simbolico incontro qui al plesso succursale Piersanti Mattarella, proprio perché il momento, per quanto simbolico, è sicuramente un evento importante per la nostra comunità, perché spinge i ragazzi a riflettere su quelli che sono i valori della legalità e a valorizzare l'immagine, il ricordo di Giovanni Falcone della strage di Capaci, contestualizzando con un simbolo che è proprio vicino a loro all'ingresso della scuola. Incidente mortale ieri sera sulla strada statale 115 in territorio di Palma di Montechiaro. La vittima è Maurizio Scarnà, 52 anni, di Casteltermini, artigiano falegname, sposato senza figli, laborioso, molto conosciuto in paese. L'uomo era il conducente dell'auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro un guardrail all'altezza della seconda galleria di Palma di Montechiaro. Il mezzo, forse a causa dell'asfalto bagnato, è sbandato e si è capovolto. Il bilancio iniziale era di 2 feriti. La seconda persona coinvolta è un uomo di 38 anni, amico e compaesano della vittima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i 2 dalle lamiere, gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro e una pattuglia dei carabinieri a supporto. Poi l'arrivo delle ambulanze e dei sanitari. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare aiuto. Un'esplosione nel centro della città di Istanbul ha causato la morte di almeno 6 persone, ne ha ferite altre 81. Nella capitale turca una coppia di saccensi, Giuseppe Segreto e la moglie Valentina Ciaccio, che qualche ora prima si trovavano proprio nella via interessata dall'esplosione. La coppia tramite Facebook ha fatto sapere di essere già in procinto di rientrare in Italia e di stare bene. La dinamica dell'attentato non è ancora chiara. Partinico ha il suo nuovo sindaco dopo 3 anni e mezzo ininterrotti di commissariamenti. Ad essere eletto Pietro Rao, 60 anni, farmacista veterinario e imprenditore. Vediamo. Partinico città aperta? Sì, aperta a tutti, città proiettata ormai al futuro. La gente ha scelto il RAU e la coalizione, non possiamo che essere fiduciosi. Faremo più di quello che abbiamo promesso. È una città che guarda al futuro, che guarda il mare,
e quindi cercheremo di cancellare gli inverni bui di questa città. Le vittorie vissute così, con parsimonia, senza andare oltre le righe, secondo me sono le più belle. Qualcun altro si sarebbe abbandonato ai facili entusiasmi, invece lei mi sembra vedere la consapevolezza che da oggi occorre ripartire dalle ceneri, la resilienza, come si dice da più parti. Assolutamente sì, noi abbiamo avuto i piedi per terra, li manteniamo. Partinico è una città difficile, non si sa da dove cominciare con i problemi che si ritrova, però siamo molto ma molto fiduciosi. Questo è il risultato e le percentuali che arrivano dai dati ci danno la forza per dire che questa città ha scelto di cambiare, di invertire rotta e di investire sul futuro. Noi ci siamo, a tutti i giovani che ci hanno creduto e ai programmi che abbiamo proposto. Qualcuno ha detto faraonici, qualcuno ha detto che siamo visionari, però noi in questo ci crediamo e speriamo di mantenere quello che abbiamo promesso. Ci siamo interloquiti nel passato, Partinico andava amministrata da uno che la conosce le sue viscere, conosce i tasti dolenti, conosce le positività, e l'avevo detto nel passato, Pietro Rao era la persona giusta. Era la persona giusta, però purtroppo i tempi forse non erano maturi, ogni cosa, come dire, ha il suo destino e vuol dire che dovevo farlo adesso il sindaco. Noi ci proveremo, pensiamo di poter mantenere quello che abbiamo detto, faremo più di quello che abbiamo detto, che abbiamo promesso, e cambieremo questa città. Assieme a una squadra di professionisti seri e una città che ci vuole bene e che ce l'ha dimostrato questa sera, noi faremo grandi cose. Noi costruiremo una città per i giovani, una città per tutti. Vittoria dedicata in particolar modo, a parte ai partinicesi, vittoria dedicata in particolar modo a chi, sindaco? Questa vittoria è dedicata a tutti, soprattutto alla mia famiglia, a chi mi ha sostenuto. È una persona che voglio ricordare in particolare, a Totò Zito, che mi ha voluto bene e che oggi sorride da lassù. Il centro Guttuso al servizio della ricerca sul cancro. Favara è stata una delle 1800 piazze che ha ospitato l'evento dei cioccolatini AIRC. Giuseppe Moscato. Favara è una delle 1800 piazze d'Italia dove i volontari AIRC distribuiscono i cioccolatini della ricerca, un modo dolce per dare il proprio contributo a questo nobile fine. Favara AIRC vuol dire Centro Culturale Guttuso. E come ogni anno il Centro Culturale Guttuso è presente e scende in piazza. Dobbiamo dire che grazie alla prevendita quest'anno siamo riusciti veramente a raggiungere un gran successo e soprattutto Favara si dimostra sempre solidale per la ricerca. È una bellissima soddisfazione perché veramente è stato un momento conviviale e soprattutto di festa, perché è questo quello che riesce a fare il Centro Culturale Guttuso insieme a tutti i suoi soci che ringraziamo e all'impegno profuso da parte di tutti che si impegnano costantemente per ricerche importanti come la ricerca per il cancro. AIRC a Favara vuol dire Centro Guttuso, vuol dire solidarietà, vuol dire soprattutto impegno concreto, in questo caso per la ricerca. L'impegno sociale appartiene a tutto il nostro paese ed è stata la signora Guicciardino a metterci tutti in questo bellissimo impegno. Sicuramente oggi è la giornata principale dove tutti ci siamo messi pronti stamattina ad essere qua, tutto il nostro centro, persone, la popolazione, dove c'è un bellissimo affollamento per tutto quello che interessa la guarigione di tutti, perché AIRC significa questo, è inutile descrivere quello che porta dietro ogni partecipazione, perché ogni partecipazione è un aiuto in più che c'è per qualcuno che sta meno bene di noi. Centro Guttuso, alla nostra presidente Elena Guicciardino, che è sempre presente in maniera impeccabile nei calendari che segnano la ricerca e soprattutto il sostegno per l'AIRC. Lo abbiamo fatto con la Zalè, lo stiamo facendo con i
cioccolatini rappresentano dei momenti in cui Favara risponde sempre in maniera ottimale, quindi un grazie non soltanto al Centro Culturale Guttuso che è sempre presente per queste iniziative, ma soprattutto a una comunità che risponde davvero in maniera eccellente e non ci delude mai. Caritas ha presentato il report Povertà 2021-2022. Vediamo. Quello di cui ci rendiamo conto cammin facendo è che la situazione di povertà comunque continua a persistere nonostante si tenti in tutti i modi di superare questa situazione. La povertà è una condizione che persiste e persiste da sempre a fasi alterne, con modalità diverse, con problematiche diverse e tocca campi diversi. Il report ci dà uno spaccato di quella situazione che tocchiamo con mano sul territorio della nostra diocesi. Abbiamo voluto puntare, e già il titolo del nostro report lo dice, sulla comunità, perché vogliamo riscommettere sul valore comunitario anche per superare il dramma della povertà. Comunità educanti, perché il compito della Caritas è fondamentalmente un compito pedagogico, di sensibilizzazione e di educazione. E tra l'altro il titolo del report si coniuga bene anche con la tematica del Papa, che il Papa affronta per la prossima giornata mondiale dei poveri, che celebreremo domenica nella 6ª annualità. Gesù si è fatto povero per noi, e il Papa nel suo messaggio richiama l'alto valore della comunità, in cui si possa sperimentare anche il bene, il valore sommo cristiano della condivisione. Il Papa suggerisce ad esempio nel suo messaggio uno strumento che per noi Chiesa è essenziale, ed è quello della condivisione. Lì dove c'è sensibilizzazione e quindi c'è condivisione, lì si può superare anche il dramma della povertà, perché non è possibile che i beni mondiali siano ad esclusivo consumo soltanto di una minima parte della popolazione e tutto il resto invece sta a guardare. Per la ginnasta Asia Abate, nuova corona d'alloro e una nuova valigia pronta per andare ai mondiali. Vediamo. Nuovo traguardo per Asia Abate, la campionessa di ginnastica artistica della FISDIR di Porto Empedocle. A 23 anni consegue in anticipo la laurea magistrale in scienze motorie e sportive. Asia aveva festeggiato il 23 febbraio 2021 la triennale. Adesso, un anno e mezzo dopo, una nuova corona d'alloro e una nuova valigia pronta. Asia. Allora, Asia, poteri conferiti dal magnifico rettore, ministri attestati, gli studi conclusi e l'esito del suo esame di laurea, ha proclamato dottore in scienze dell'esercizio etico per il benessere e la salute con una valutazione finale in 92. Congratulazioni. Asia ha ricevuto la convocazione ai prossimi campionati mondiali di ginnastica, in programma dall'1 al 4 dicembre prossimi. Orgoglio di mamma Katia, di papà Pasquale e di suo fratello Emiliano, Asia è seguita ed allenata dall'insegnante Francesca Trupia nella palestra Le Pulci di Porto Empedocle in provincia di Agrigento. Ha sempre dimostrato una grandissima determinazione in ogni sfera della propria vita, sia sportiva, personale e professionale. La sua passione per la ginnastica è totalizzante, persino il giorno in cui ha festeggiato la laurea magistrale con amici e parenti, prima di indossare i tacchi, non ha rinunciato alle sue scarpe da ginnastica e ad un allenamento. Calcio, 10ª giornata del campionato di eccellenza. L'Acragas pareggia in casa contro il Castellarmare. Carmelo Lentini. Poteva essere una giornata positiva per l'Acragas, che con una vittoria avrebbe potuto tenere inalterata la vetta della classifica. Invece ne è venuto fuori uno stop inatteso con il non certo irresistibile Castellammare, che ottenuto il gol del pari ha fatto le barricate portandosi via dall'Esseneto un punto importante per la propria precaria classifica. Morale della favola: l'Acragas, pur rimanendo in vetta, riduce il margine di vantaggio e adesso sente maggiormente il fiato delle dirette avversarie.
Attenzione però, nessuna polemica nei confronti della squadra biancazzurra, che ha avuto solo il torto di avere sbagliato tanto sotto porta e di aver trovato sulla propria strada un Grimaudo in stato di grazia. Stiamo parlando del portiere del Castellammare. Facendo un passo indietro, l'Akragas si presenta in campo con una formazione diversa dal solito per un turnover quasi obbligato. Riposo per Barrera, Caccetta, Pavisic, questi ultimi due partono dalla panchina. Il team agragantino parte con il piede giusto e dopo qualche sortito in avanti al 23esimo passa in vantaggio. C'è un batti-ribatti al limite dell'area avversaria, il pallone perviene a Briones che con un siluro di destro insacca alla destra del portiere Grimaudo. Sembrava tutto facile, ma per maggiore sicurezza occorreva chiudere la gara con un secondo gol. Si va al riposo con appena una rete di scarto. Al ritorno in campo l'Akragas spreca con Semezin il raddoppio e al 53esimo il Castellammare punisce. Infatti riesce a conquistare un calcio di punizione sul vertice destro dell'area biancazzurra. Si presenta l'esperto Cardinale, sicuramente il migliore del Castellammare. Tiro forte e tagliato in piena aria, Pizzo anticipa la difesa di casa, apparsa un po' disattenta, e di testa centra il bersaglio. Un pari che scatena la reazione dell'Akragas, che tenta in ogni modo di ottenere la rete alla vittoria. Mansurri conclude in rete con una rovesciata, mentre Pavisic di testa manda fuori. Infine, ancora un altro colpo di testa dello stesso Pavisic va a cozzare contro il palo a portiere battuto. Non è giornata e il pari finale premia oltre misura un Castellammare roccioso e duro a morire. Per l'Akragas invece si tratta del terzo pari stagionale, ma avrà a tempo e modo di potersi rifare. Mister, cosa è mancato oggi all'Akragas per provare a portare a casa l'intera posta in palio? Primo pareggio casalingo della stagione contro il Castellammare per 1-1. Sicuramente è mancato un pizzico di fortuna, credo. Abbiamo creato tanto come ci capita dalla prima giornata del campionato, non siamo stati bravi a chiuderla, poi credo sull'unico tiro in porta degli avversari, sul calcio piazzato abbiamo perso la marcatura e abbiamo preso gol, però non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi, anche perché ho visto grande voglia di trovare la vittoria fino alla fine. Ti ripeto, la sorte non è stata dalla nostra parte, però il campionato non era finito alla nona giornata, non è finito nemmeno oggi, quindi per noi il percorso continua. È chiaro che un pareggio in casa per una squadra che ambisce alla vittoria finale non è mai un buon risultato, però andiamo avanti, guardiamo avanti, già la prossima settimana affrontiamo una partita difficile e cominceremo a prepararla già da martedì. Oggi cosa non le è piaciuto? Niente di particolare, se non quello, perché la prestazione a mio parere c'è stata, abbiamo messo tanta voglia, tanta concentrazione, però ti ripeto, sia sullo 0-0, sull'1-0 e poi sull'1-1 abbiamo fallito tante situazioni positive e favorevoli. È chiaro che nel calcio se non la metti dentro il risultato non arriva. Lavoreremo in settimana per migliorare la finalizzazione. Capita spesso ultimamente che l'Akragas produce molto gioco, però conclude a rete diciamo sovente poco, specialmente in partite che sembrano alla portata ma poi alla fine manca qualcosa per chiudere. Guarda, abbiamo tirato in porta 5 volte nel primo tempo e 6 volte nel secondo, quindi credo che una squadra che tira nello specchio della porta 11 volte in una partita non sono poche. Ti ripeto, è chiaro che dobbiamo migliorare la fase realizzativa, dobbiamo migliorare sicuramente sotto l'aspetto tecnico, perché nel primo tempo abbiamo perso 12 palloni nella nostra metà campo e sono tanti. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Ancora calcio, vittorioso il Licata nell'11ª giornata del campionato di Serie D. Vediamo. Questa volta possiamo dire che c'è stata prestazione, risultato e gol dell'attaccante.
fa piacere tutto questo, ci speravamo e abbiamo lavorato per questo in settimana, per fare una grande prestazione, dare continuità a quello che avevamo fatto alla Lamezia, sia per quanto riguarda il risultato, anche se alla Lamezia non abbiamo vinto, però abbiamo vinto oggi, ma soprattutto per quanto riguarda il gioco. Io ho detto sempre che attraverso il gioco si può raggiungere sempre il risultato. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo sempre giocato, abbiamo cercato sin da dietro sempre di fare giocate e arrivare davanti alla porta avversaria attraverso il gioco. Ci siamo riusciti abbastanza bene, perciò tutto perfetto oggi. Non era facile contro una Girella che si chiudeva molto bene? No, assolutissimamente, a parte che secondo me abbiamo incontrato come organico una squadra buona, una squadra forte. Solo che mi aspettavo che venisse a giocare più la partita, invece si è messa dietro cercando di giocare palla lunga e cercare la profondità su qualche spizzato o qualche incursione, però siamo stati bravi dietro a leggere tutte le situazioni. I tre, a parte tutta la squadra, ma i tre dietro sono stati veramente di uno spessore incredibile, non hanno mai fatto passare una palla, abbiamo sempre anticipato, giocato in uscita, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare per vincere e credo che abbiamo vinto abbastanza meritatamente. Presidente, l'abbiamo visto soffrire in tribuna, oggi al Lione Orto ma anche nelle altre partite anche in trasferta, e poi alla fine gioire con tutta la squadra. Sicuramente la sofferenza c'è stata, perché se non si chiudono le partite è sempre così, però oggi abbiamo avuto almeno l'85-90% del possesso palla, non abbiamo quasi mai sofferto, hanno giocato solo difesa, buttare palla in avanti per cercare la spizzata di testa, abbiamo fatto benissimo nel secondo tempo, certo magari ci poteva essere anche un rigore sul rotulo, secondo me netto, possiamo anche chiuderle prima le partite, però al momento è così, mancava anche Minacori oggi che ha comunque una perdita pesante per il nostro comunque potenziale offensivo. Siamo felici di aver preso questi 3 punti, anche perché credo che la Cireale era venuto nettamente per prendersi il pareggio oggi, chiaramente. A questo punto della stagione ti senti fare un mini bilancio? Ma io sono molto contento dei ragazzi, perché per spirito e abnegazione non ho nulla da rimproverargli. I risultati sono venuti sempre col bel calcio e sicuramente col gioco propositivo, anche grazie al mister che è un grande maestro. Oggi mi voglio gustare questa vittoria. Da martedì si lavora per arrivare bene al derby con la Sanghataldese e dopo si vedrà. Io sono sempre sul pezzo, sono un grande appassionato, un loro tifosissimo dei ragazzi e voglio fare il massimo per farli stare bene. Mister Costantina, microfoni della stampa dopo la partita disputata a Ligata. Mister, intanto le chiedo una sua analisi della partita. Ma sicuramente è stata una partita equilibrata, dove dopo che Licata l'ha sbloccata noi forse dovevamo essere più convinti per poter raggiungere il pareggio, quindi potevamo fare sicuramente meglio oggi e insomma a mio avviso ci è mancato qualcosa. Mister Antonio Bianco, tutto il calcio in click. La Cireale nel primo tempo ha giocato con palla lunga, ma si è dimenticato di non avere Arquin. Questo è stato uno dei tanti handicap per non giocare palla a terra e non riuscire a mettere in serio difficoltà subito dall'inizio il Licata. Ma sicuramente quando l'abbiamo fatto non era nostro intento farlo, è stato anche l'avversario a venirci a prendere molto alti e non ci ha dato grandi possibilità e lì ho detto che infatti dovevamo essere più bravi. Eravamo messi in modo proprio per poter giocare di più con gli esterni alti, quindi coprivamo tutta l'ampiezza del campo. In effetti è stata una partita equilibrata, però dovevamo essere più bravi ad uscire lateralmente per poter dare la possibilità ai nostri attaccanti di ricevere palla in modo diverso, questo sicuramente. Cominciamo da te che hai deciso la partita oggi, un gol importante è servito per la squadra per ottenere questi 3 punti.
Sì, sono molto contento per il risultato e di aver aiutato pure i miei compagni, perché sapevamo che era una partita difficile, che giocavamo con una buona squadra e sono contento che abbiamo portato questi 3 punti a casa. Te lo sentivi? Lo sentivi che oggi avresti deciso tu? Sì, penso che in settimana, quando l'ho fatto l'intervista, ho detto importante che chi fa gol, importante che do una mano alla squadra e si vinciamo per il bene di tutti. Senti, è stata una partita comunque molto difficile perché loro si chiudevano bene dietro. Sì, lo sapevamo, abbiamo preparato così la partita in settimana con il mister che ci ha chiesto di fare tanti movimenti e di giocare sempre la palla e di aspettare il momento giusto. Ok, Riccardo, soddisfatto di questa vittoria? Sì, assolutamente, i derby si devono vincere, siamo molto contenti, ce lo godiamo fino a domani e poi penseremo alla San Catalbese. Diceva il tuo compagno l'avete preparata così? Sì, in settimana il mister ci dava indicazioni, l'avevamo preparata così e così è uscita. Domande? Basket a 2, la Fortitudo Agrigento cede con onore al Cantù. Era una di quelle partite molto difficili da vincere. I biancazzurri hanno perso con meno 5 punti. Vediamo. Faccio i complimenti a Cantù che ha vinto una partita non semplice. Queste sono partite per una squadra come la loro da vincere, non sono facili da giocare, è stato anche così questa sera. Noi siamo riusciti a iniziare bene offensivamente e quindi a prendere fiducia, cercando anche di creare magari qualche problema emotivamente alla squadra avversaria. Loro sono stati quadrati, sono riusciti già nel primo quarto a prendere un pochettino in mano, diciamo così, l'idea della loro pallacanestro. Si vede dall'inizio della stagione adesso che l'idea di Meo, cioè quella di avere una squadra un po' più sbarazzina, un po' più di corsa, un po' più di ritmo, sta cominciando a prendere il sopravvento. Noi lo sapevamo, siamo comunque riusciti a rimanere nella gara, seppure la loro prima ondata è stata un'ondata soprattutto dal punto di vista fisico importante. Siamo riusciti mantenendo, diciamo così, la nostra idea di pallacanestro, cioè quella di provare comunque a lottare difensivamente. Abbiamo dovuto cambiare parecchie volte la nostra difesa perché gli avversari riuscivano sempre a contrapporre qualcosa di diverso. In attacco però non abbiamo mai perso il filo, nel primo tempo siamo rimasti aggrappati alla partita, sicuramente siamo una squadra che ha delle qualità emotive, però sappiamo che con quelle poi le partite, non tutte le partite si possono vincere. Oggi abbiamo provato a mettere in campo la nostra identità, ci siamo tutto sommato riusciti bene per 2 quarti e non male anche nell'ultimo quarto. È chiaro che il terzo quarto ha segnato un pochettino la forbice, non solo a livello di punteggio, però Cantù ha preso fiducia, noi abbiamo segnato solo 11 punti fermando troppo la palla e facendo degli errori con delle palle perse, qualche palla persa di troppo, ma soprattutto i loro 10 rimbalzi, adesso vado un po' a memoria, credo 10 rimbalzi offensivi nel terzo quarto hanno un pochettino indirizzato la gara. Siamo una squadra che non muore, quindi siamo rimasti appiccicati. Avevamo comunque l'idea già prima di arrivare a Cantù di provare a rimanere attaccati, di riuscire a fare un paio di difese di fila e magari un paio di canestri con il nostro ritmo offensivo per provare anche a portare via la partita, perché l'obiettivo deve sempre essere quello di provare a vincere. Purtroppo non ci siamo riusciti e non ci siamo riusciti sia per errori nostri che per meriti degli avversari. Però complimenti anche a voi perché, come hai detto, non avete mai mollato, addirittura siete riusciti in più di un'occasione a mettere. Non so se sei abituato a parlare degli arbitri, ma nei momenti decisivi qualche fischio da una parte e dall'altra non ha convinto. Sì, ne parliamo perché bisogna parlare anche di loro. Noi stiamo facendo un cammino tutto sommato abbastanza in linea, anche se è molto pericoloso perché siamo sempre sul filo del rasoio, quindi per noi una vittoria in più o in meno potrebbe dire veramente, sportivamente parlando, vita o morte. Parlai degli altri solo dopo le 3 vittorie di fila perché era chiaro che ero in una condizione favorevole per poter parlare di loro, cioè non il classico allenatore frustrato per una sconfitta, per un brutto momento, e dissi che io vedo delle persone sicuramente impegnate,
non vedo assolutamente nessun tipo di malafede o quant'altro, vedo però tante difficoltà da parte degli arbitri nella gestione della partita stessa, nella coerenza all'interno della gara. Se vogliamo parlare di questa gara, mi ci ha portato lei, quindi la mia analisi è complimenti a Cantù. Grazie ai miei ragazzi per l'impegno profuso, peccato ci è mancato qualcosa. Se dobbiamo parlare degli arbitri, penso che nel secondo tempo ci sia stata poca coerenza, penso che nei clutch moment del quarto tempo qualche fischio anche a nostro sfavore secondo me è stato veramente pesante. Credo che noi siamo stati una squadra oggi che abbiamo attaccato tutto quello che c'era da attaccare, perché dovevamo provare a giocare così per vincerla, e a un certo punto dopo 25 minuti avevamo 0 tiri liberi tirati. Credo anche che entrare in bonus per gli avversari a 1 minuto e mezzo dalla fine abbia voluto dire tanto in termini di possibilità di mettere pressione sui nostri corpi, però ecco, io ho risposto alla sua domanda perché fa parte della pallacanestro. Tengo a sottolineare che non è questo il motivo per cui noi abbiamo perso. È chiaro che quando si perde per pochi possessi gli errori arbitrali che fanno parte del gioco, li prendiamo come tali, possono pesare, ecco, tutto qua. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.